Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo episodio della carriera su Football Manager 2024. Ci siamo lasciati, se non mi sbaglio, con l'arrivo di Valery, un profilo che secondo me è molto 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 interessante e io direi oggi di andare un po' avanti in campionato. Tra l'altro mi è stato detto che la webcam forse era un po' piccola, in realtà a me sembra anche abbastanza grande, però lo faccio proprio in diretta, ingrandiamo un pochino, ok, penso che così vada bene. Magari mi sposto qua in basso, che dite? Forse è meglio in basso, non lo so, ditemelo voi, io questo episodio lo faccio qua in basso, mi direte voi se va bene o meno, così vedete anche più o meno qua, perché qua effettivamente non si vedevano magari le cifre degli affari e tutto quanto. Comunque, avevamo detto anche di voler, perlomeno io avevo detto di voler impostare una tattica decisamente diversa che non fosse il 4-3-3, perché contro la partita col Palermo è stata abbastanza imbarazzante. Tra l'altro, ma tutta sta gente da dove è venuta fuori mo? Madonna mia. No, 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 no. No, 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 no. Allora, prima cosa che dobbiamo fare, modifica tattica. Io direi, ehm, non so quanto abbia senso fare quello che, il modo in cui piace giocare a me, che è il controllo del possesso. Magari facciamo un giocare sulle fasce, che ha la sua logicità, e altre formazioni 4-2-3-1, sì, ma che... Ah no, ho messo il 4-2-2-2, no. C'è solo questo dei 4-2-3-1. Ok, perfetto. Allora, mettiamo il 4-2-3-1. Io confermo Petagna come prima punta. Poi André Franco, trequartista centrale. Miaila, quello di sinistra, quando si riprenderà dall'infortunio. Per il momento ci mettiamo ovviamente il buon Zito Luvumbo. A destra ci mettiamo Valeri. Poi io metterei Macumbu e Prati. Nandez lo farei partire da... Questo che è? Ha reagito bene all'ultimo gol, a me fa piacere. Qua assolutamente... Dov'è? Zappa. Cistana al posto di Vietesca e... Ecco, Augello come terzino sinistro. Questo più o meno è perché c'è Aresti in porta. No, metti Scuffetta. Ok. Poi qua tutta sta sfilza dei giocatori, ma da dove è uscita fuori? Nicola Pintus, ragazzi, ma andiamo tutti in prestito. E... Aggiunge la lista dei cedibili. Ma io non mi ricordo come si mettevano in prestito i giocatori, sapete, raga? Non mi sovviene. Sposta in affiliata e li mandiamo tutti all'Olbia. Ma come cazzo si manda? No, cioè me devo essere perso qualcosa. No, rinnovo, stato trasferimento. Situazione prestito. Cedibile in prestito, perfetto. Ok, allora metto in prestito tutti quanti e ci vediamo tra poco. Bene, di tutti questi giocatori ne sarò riuscito a mandare tipo 2-3 in prestito e basta, però vabbè, dettagli. E andiamo avanti. Tanto l'amichevole con l'Augsburg non lo giocheremo, perché le amichevoli sinceramente non è che mi interessino più di tanto. Configuro lo stop osservatori. Ok.
Matteo Gabbia sarebbe un acquisto eccellente. Ma chi ce l'ha i sordi? Gineitis non sarebbe per niente male. Però, sentiamo la gente. Più che altro non so se quest'anno potrebbe già giocare. Allora, credo che il Torino voglia una cifra da 65.000 euro e 7 milioni e 8 all'anno. E 7 milioni e 8. Ma hai detto Codica? Ah, ah, ah. Ok, vediamo. Ma sinceramente il profilo non è male. Quanti soldi abbiamo noi al momento? Dov'è? Dov'è? Finanze. Ah, perché abbiamo spostato tutti i soldi per il budget. Ah no, non abbiamo soldi. Anche volendo non abbiamo soldi. Quindi... Peccato, peccato. Peccato perché il profilo non era per niente male. Però purtroppo non potremo prendere tutti. Allora, l'Under 20, mi sa che non te la devo fare io la formazione. Testoni, non te la devo fare io la formazione. Voi siete gli allenatori delle giovanili e pensateci voi, guardate la gente in prestito qua. Guardate la gente in prestito. Porco due. Che macello, che macello. Andiamo avanti, andiamo avanti. La Juventus intanto vuole Lucumi del Bologna. Attenzione, un'offerta per Yankto l'ho visto, eh. Ma non l'avevamo già venduto Yankto? Al mio cliente interessa andare a Tolosa in prestito data la prospettiva di un trasferimento permanente come parte dell'accordo. Mm. Il costo del trasferimento, se definitivo, sarà di 1 milione e 8, incluso il costo del prestito. Allora facciamo così. Percentuale di ingaggio se gioca. No, se lo vuoi, allora me lo levi tutto l'ingaggio perché cancellato. Niente. L'offerta è stata ritirata. Ho capito, fatta a piangere culo, che te lo dico. Non posso stare qui a fare beneficenza, se permetti. Vorrei anche guadagnarci, ecco. Attenzione, Wolverhampton, voi avete i sordi, voi avete i sordi. Dai, il 100% dell'ingaggio. Sì, accetto, dai. Accetto. Basta che me lo paghi tutto l'ingaggio, che se no diventa un macello. Con l'Augsburg abbiamo detto, ce ne fotte sega. Si va avanti. Conti può firmare un contratto professionistico. Magari perché così almeno lo mandi in prestito. Assolutamente giovane, cercare un perfetto. Perfetto. Allora, il minimo proprio sindacale. Tiè, lunghezza contratto 3 anni. Leva tutti sti premi, sti premietti. Non esiste. Via. Dai, su, bravo. Bravo Manuel. Che mo te mandiamo in prestito tanto.
E tra l'altro avremo subito la rivincita contro il Palermo, ragazzi. Andiamo a prenderci questa rivincita. Intanto abbiamo perso con l'Augsburg. Partita proprio emozionantissima. Un gol e un'ammonizione. Non è successo nient'altro. Qui tutte le amichevoli. Cioè, il Palermo ha pareggiato 1-1 con l'Ancona, ragazzi. Noi ci abbiamo perso. Ma dimmi te. Che disdetta. Yankto preferisce restare. Ma mortacci tua! Yankto preferisce restare. Discoti. Ma vai in prestito. Vai in prestito. No, devi rimanere a rompicoglioni. Lui preferisce restare. Ma dimmi te. Lo so, l'ho capito che sarebbe un ottimo acquisto. Dai, l'Under 18 va a giocare l'amichevole col Palermo. Per il miglior giovane le quote sono quasi tutte per Kvaratskhelia. Radunovic prende ad allenarsi con i compagni. Offerte di prestito per Conti, perfetto. No, dall'Arzachena che sta in prima categoria, no. Questo sta in eccellenza. Minutaggio proposto giocatore marginale. Allora, rinvia offerta. Senti. Ah, non glielo posso. Il Pavia è la mia destinazione. E vai a Pavia, che te devo dire. Quella è no, la prima categoria non è una categoria veramente troppo bassa. Già l'eccellenza è bassa. E c'ho l'eccellenza perché c'ho anche il database che contiene fino alla. Mi pare prima categoria, se non mi sbaglio. Ragazzi, andiamo a prenderci questa rivincita. Samuel Ardau avvia trattative per incontratto, aggiunge promessa, cerca un prestito e fatte crescere perché figlio mio non c'ho tempo io. Negozio al contratto, il minimo, via tutte clausole, clausolette come sempre, rimuovi ed escludi, rimuovi ed escludi, rimuovi ed escludi, te fanno bene questo. Il minimo, il minimo, non hai capito, il minimo. Ciao Samuel, ciao, sei libero come un fringuello, vai, l'ho svincolato. Bonus collettività decidere, va bene, normale. Ciao Samuel, addios, perfetto. Grande attesa contro il Palermo, e beh, c'è una rivincita importante da doversi prendere. Allora, lascia fa, ci penso io, ci penso io. Allora, innanzitutto, te via, catena, via, questo, via, via tutti, via tutti, via tutti. Che pensi mi? Pure Conti, via. Per quanto mi faccia male togliere uno con quel cognome, pur essendo figlio del capitano, però effettivamente è troppo giovane. Rimuovi. Allora, tra l'altro Pavoletti mettiamolo qua in fondo. Gaetano pure. Qua Pavoletti. Oh. Azzi va bene lì, qua ci mettiamo Aresti, Radunovic, Dossena,
spostiamo un po'. Azzi, Vietesca, Obert, Di Pardo, Azzi ci sta. Oh, Nandez, Di Pardo. Ma non mi ha messo Radunovic. Vabbè. Amen. Makumbu, Sulemana, Yankto. Miaila ancora non me lo porto perché... Ah vabbè, massimo 45 minuti di azione, ok, il secondo tempo glielo facciamo fare. Poi modifichiamo bene qua. E... Allora, Petagna mi deve fare il fulcro del gioco, mi deve tenere palla, fare contrasti più duri, tira di più e corri meno rischi. Poi se ti muovi negli spazi non mi fai male. Non mi fai male. Lumbo, anche qui personalizzate. Avevamo detto trova spazi. Allora, perché... Sì, ma no, Lumbo mi deve stare più largo però. Allora rimettiamo ala. Rimettiamo ala. Stai più largo e vai avanti appena possibile. Perfetto. Quando hai la palla, mi tagli dentro, mi tiri di meno e indirizzi i cross verso il fulcro del gioco. Perfetto. Frango. Frango mi fa il regista avanzato. No, mi fa il classico trequartista. Franco mi fa il classico trequartista. Gli mettiamo il personalizzato. Quando il giocatore ha la palla, tira di più, perché voglio che tiri. Se indirizzi cross sempre verso il fulcro del gioco, voglio che marchi parecchio e mi va bene così. Valeri personalizzato, anche qui ala votata all'attacco. Perfetto. Tu invece il gioco me lo allarghi, perché a Lumbo mi sa gli avevo messo taglia dentro col pallone. Tu tiri un po' di meno e mi metti cross sempre sul fulcro di gioco. Poi Viola, che cazzo ci sta a fare qua Viola? No, Viola, oh. E Prati. Prati c'è. Magumbu. Magumbu. Magumbu mi fa l'incontrista perché mi serve un po' di gamba, un po' di interdizione. Prati me lo fai fare il regista di supporto. E poi terzini di supporto. No, il fluidificante mi serve a poco se ce l'ho qui. Supporto a tutti e due. Ok, ci siamo. Ci siamo. Siamo pronti per la prima partita. Confermo la formazione. Vuoi assegnare i numeri di maglia? Assegniamo. Eh, Cistana 2. Valery. Valery che è un po' esotico. 24, ecco. Andrei Frango. Gli mettiamo la 15, così. E per Miaila il 51, che è un numero che magari nessuno si sognerebbe mai di prendere, no? Il 51. Ok, vai alla partita. Però devo fare ancora delle cose io. Sì, perfetto. Allora, no, ok. Sì, dobbiamo assolutamente vincerla. Non me lo fa fare, perfetto. Noi lo facciamo adesso. Pausa. Dov'è? Istruzioni. No, non è sulle istruzioni. Volevo mettere quelle sugli avversari. Tra l'altro, fermele, fermele, perché stanno avanti? Oh, allora,
Brunori lo portiamo sul piede debole. Idem per Di Francesco e idem per Insigne. Ma voglio marcatura scritta sempre e qua fai scattare il pressing sempre. Questo fa scattare il pressing per sempre. Ok, contrasti, contrasti e piede debole e piede debole. Conferma modifiche. Tanto Valeri subito. Augello, vai, vai, vai. Buttala in mezzo. Augello. Ma c'ho il terzino che mi soffre di narcolessia e non lo sapevo. Dobbiamo risolvere questo problema, Augello. Tommaso, non usciamo insieme, tranquillo. Za- uh. Guarda Zappa che si è inventato. Subito li vogliamo punire così subito. Ma va benissimo. Ma io me lo godo meglio questo gol. Ragazzi, qui abbiamo Yoga Bonito proprio, eh. Assolutamente, ma procedo sì. Procedo sì. Ma stai scherzando? Ma che gol ha fatto Zappa, ragazzi? Che gol ha fatto Zappa? Augello mi viene ammonito. Oltre a essere narcolettico, viene pure ammonito. Bene. No, Valeri. No. Potenziale infortunio a un piede. No, Valeri. Entra dentro Yankto. Vai. Peccato, Valeri. Ho fatto i salti mortali per piatte, Valeri. Sembrano che stiano provando a colpirci in contropiede. Tra l'altro loro... Lui è in ansia, Segre è in ansia, Ceccaroni è in ansia. Non sta vivendo un ottimo momento il Palermo, eh. Quindi penso che Ceccaroni potrebbe essere più propenso all'errore. Dovrei mettere la marcatura su Ceccaroni. Bravo Azzi, bravo, che bell'intervento. Yankto è entrato bene, Petagna, bene, la smissa per Mapungumbu. Franco, vabbè. Vabbè. Ma che gol ha fatto? Ma oggi solo gol belli, ragazzi. Oggi solo gol belli. Tra l'altro bella anche l'azione. Vi state redimendo benissimo, ragazzi. Però aumentiamo i contrasti su Insigne, Segre e pure Ceccaroni. Insigne, Segre e Ceccaroni. Insigne normali, Segre duri e gli mettiamo pure la marcatura stretta. E Ceccaroni sempre, sempre e contrasti duri. Perfetto. Vai. No, per il momento mi ritengo veramente soddisfatto. Esatto. Non buttiamo al vento questo primo tempo perché stiamo facendo veramente molto bene. Tanto scusate il singhiozzo. Pigliacelli, la lancia lunga che cerca Brunori. Yankto anticipa Di Francesco. Vai, vai Zito. Bravissimo. Bravissimo. Ma guarda che cross fa. Però attenzione, non subiamo il contropiede. Vai, Azzi, benissimo. Benissimo. Giochiamo con calma. Ci concedono spazi. Senza fretta. Bravissimo. Forse Lumumba è venuto troppo dietro a giocare il pallone, però guarda che dribbling. Guarda come se ne va. Però... Ma tiene comunque palla, nonostante l'anticipo. Prati? Tenta la botta? No, perché c'è Yankto. E vabbè. E vabbè.
E vabbè, stiamo giocando benissimo. Io li lodo, li lodo. Rimessa laterale. Guarda Franco che passaggio che ha fatto. Cioè, ma che spettacolo. Ci stiamo decisamente redimendo dalla prestazione fatta l'ultima volta con il Palermo. Li stiamo surclassando. Siamo al 57esimo. Benissimo. Benissimo. Rischio, rischio. Qua rischio fortemente fuori gioco. Aspettate, facciamo un cambio. No, io quello ha tutto tattica e sostituzione, ecco. Allora, chi è un po' più stanchino? Prati è stanchino. Prati è stanchino, però Macumbu sta meglio, ma sta giocando male. Però mi serve preservare un po' la condizione, quindi Zappa esce, nonostante stia giocando bene. Esce anche Franco, mi è piaciuto, facciamo fare un po' di minutaggio a Viola. Facciamo entrare anche Nandez al posto di Prati, ma non gli faccio fare il regista perché gli faccio fare... ehm, facciamo così. Nandez, avanziamo un po' la linea del centrocampo, ok? A Nandez gli facciamo fare il carrigliero, che secondo me gli si addice molto. Magumbu gli facciamo fare sempre l'incontrista di supporto. E togliamo poi Petagna e... No, in realtà volevo togliere anche Lovumbo e mettere Miaila. Poi togliamo Petagna e... Ah, ho finito le sostituzioni, perfetto. Tutte in una botta sola. Cambiamo un po'. Cambiamo un po' perché la squadra effettivamente stava girando bene. Sono curioso di vedere Miaila. Succede poco in questa fase di partita. Ha cominciato anche a piovere. Yankto, ragazzi, è scatenato. Yankto scatenato. Istruzioni. Cerchiamo di portare il pallone in area. Ritmo di gioco lo abbassiamo un po'. Giochiamo un po' più corti. Cerchiamo di mantenere un po' le redini della partita. Bravo Scuffet. Bravo Scuffet. Qui fraseggio del Palermo. Attenzione perché ha trovato un varco. Bravo Yankto. Ma c'è la prestazione che sta facendo Yankto oggi. Vai Valentin. Vai Valentin. Tira. Tira Valentin. Tira Valentin. Tira Valentin. 5-0. Ragazzi, 5-0. Mi sembra di vedere Brescia, Brescia Cagliari e Cagliari Brescia praticamente. Ragazzi, ma io così mi fomento. Ma io così mi aspetto la conference. Non createmi false illusioni, vi prego. Non createmi false illusioni. Ma che prestazione hanno fatto? Ben fatto. Bravi tutti, vittoria e buona prestazione. Siete stati bravissimi, quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. Che spettacolo. Vittoria senza affanni, è vero. Vale 4-5 settimane. Aia, 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 aia. Yankto, sì, elogia, sono davvero contento. Bravo, bravissimo Yankto. Bravissimo. E io direi, ragazzi, a questo punto
di andarci a fare... Ah, cazzo, le prime due partite contro la Roma e contro l'Inter. Eh, vai. Vai Manuel a giocare per il Pavia. Ci andiamo a vedere questo esordio in Serie A, ragazzi? Andiamoci a vedere questo esordio in Serie A, dai. Andiamocelo a giocare. Sì, è giù... Vuole un nuovo contratto. Dossena, il mio attuale contratto non rispecchia per niente il giocatore che sono diventato e sarebbe bello discutere in uno nuovo. Cioè, ma è appena cominciata la stagione, già vuoi il contratto nuovo? Ma davvero? Bonato è preoccupato, vabbè, Bonato, sor pupazzo. Quando gli scade il contratto? Gli scade nel 2026. No, è uguale, è uguale. Se vuoi un contratto te lo devi guadagnare dentro e fuori dal campo. Ma valuta quello che vuoi, Dossena. Valuta quello che... Ma che sta scherzando? Cioè, manca è cominciata la stagione praticamente e già vuole il contratto nuovo. Oh, ma che davvero davvero? Se fai il contratto nuovo, se arriva un'offerta, passi lunghi e ben distesi e te ne vai. Ma tranquillamente proprio. È arrivato, amor, contratto nuovo. Cominciata mo la stagione. Ma dimmi te. Tanto, sorteggiati con il Cosenza. Il Genoa si affida ai rigori, ma noi non credo ce ne sbatti qualcosa. Incontro mensile con lo staff e... Senti, salta, 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 salta. Vai, salta tutto, salta tutto. Capitano, capitano, sì, sì, va bene così. I giocatori non hanno... I giocatori mi hanno detto non sono felici nel modo in cui ha trattato Alberto Dossena e vorrebbero parlartene. Ok, bene. Perché Alberto non merita un nuovo contratto? Noi pensiamo il contrario. Io gli avevo detto che ne avremmo parlato a fine stagione. Oppure... eh, eh. Esatto, no, se avesse fatto le cose come si deve al momento opportuno avrebbe ottenuto ciò che desidera, ma stavolta non è andata così. Allora cosa deve fare uno di noi per meritarsi un nuovo contratto? Uh, uh, uh. Tu, tu, tu. Esatto, provo grande delusione. Provo veramente grande delusione, ragazzi. Mi state diludendo, diludendo. Non era il momento giusto, non era il momento giusto. Mo' a prescindere, non glielo do il contratto nuovo. Non glielo do. E ci andiamo a giocare la partita con la Roma in barba a tutti questi malumori interni. Che buon sapore, che buon sapore. Ma a me che cazzo me ne frega del Genoa? Allora, dobbiamo registrare, manca Cistana. Obert non c'è bisogno che lo registro. Prati e Sulemana no. Franco sì e Miaila sì. Minimo 4 giocatori cresciuti nel vivaio. E metti tutti. Che cazzo metto?
della stessa nazione. Devo promuovere qualcuno in prima squadra. Devo promuovere qualcuno in prima squadra dalle giovanili. Quindi, un attimo che lo faccio off camera. Ok, ho preso i primi che mi venivano in mente. I primi che ho trovato. Allora, cancella selezione. Aresti, Radunovic, Scuffetta, Cistana, Dossena, Azidiakos, Vietesca, Ma se io tipo faccio subito così, no? Conferma selezione? Oh, ho messo i Drissi. Non è obbligatorio registrare gli under 22. I CVS. Ma porca troia, lo sapevo che sarebbe arrivato sto momento terribile. Chi è che c'ha il CVS? Così mi faccio un'idea. Zappa no, Di Pardo no, tipo Nicolo, CVS, esatto. Ma l'ho registrato. Ma so solo lui e Aresti? Ma di cosa stiamo parlando? Scusate, no, il centro sviluppo. Prestiti. Non posso richiamare. Non posso richiamare nessuno dal prestito. Bolsan. Sposta in prima squadra. Dove sei? Idrissi. E non mi fa registrare Bolsan. Quindi, se io tolgo Idrissi, restiamo sempre. Ah, perché può essere composta da un massimo di 25 giocatori. Ah, che macello, raga. Ci vediamo appena riesco a risolvere questo problema. Ok, siamo riusciti a trovare una soluzione e l'unica è stata sostanzialmente registrare tutti quanti. Tutti. Tra l'altro c'è Valerie. Perché non c'è Valerie? Aspetta. Mi mancavano gli indisponibili, ecco perché. Ecco perché vedevo molta meno gente. Sciomuro non c'è bisogno, Bolzano, Rissano non c'è bisogno, Gaetano non c'è bisogno. Ah, ah, ah. Vabbè, sostanzialmente io tecnicamente avrei risolto togliendo come cazzo si chiama? Radunovic. Togliendo Radunovic più o meno ci sono riuscito. Ecco, per esempio, Valeri io lo metto. E già risto da capo a 12. Ma che bello, ma che bello. Oristani non c'è bisogno con registro perché è in prestito. La Padula è infortunato. Mutandua non può essere registrato. Se tolgo Pavoletti. Eh no, però Pavoletti mi serve. Se tolgo Azzi. Se tolgo Azzi. Ok, ho tolto Radunovic e Azzi. Ho tolto Radunovic. Siamo giunti ad una conclusione. Tra l'altro Radunovic l'ho messo in vendita. Azzi esterna preoccupazioni. Chiedi alla gente, senti. Sì, discuti il problema con Paolo Azzi. Allora, vorrei saperne. Sì, ti metterò in vendita. Perfetto. Benissimo. Vabbè, tanto lo volevo fa, quindi
trasferimenti, aggiungi la lista cedibili per il suo valore. Perfetto. Se no non ne uscivamo mai, mai nella vita, mai nella vita. Tra l'altro, perché trasferimento rifiuto? Ah, sì. Oh, ma mi fai decidere a me? Scusa, è responsabilità, staff. No, staff. Trasferimenti e contratti. Ho capito, ma se allora, facciamo così. Ehm, rimuovi dalla lista cedibili, aggiungi le liste cedibili per il prezzo richiesto. Vendi. No, vendi a vabbè, vendi a qualsiasi prezzo. Almeno così sollevamo dalle palle. Vendi per il suo. Vendi a qualsiasi prezzo, pure Radunovic. Oh, 550.000 euro. Accettato. Già accettato, perfetto. Dobbiamo assegnare i numeri di maglia. Facciamo numeri automatici mancanti. Altare devo mettere il numero, cioè non c'è sta. Cosso mettiamo il 62, Veroli il 20, Idrissi il 6, Marin l'82, Marin l'82 mi ispira. Poi Curfalidis vorrebbe l'8, noi gli diamo il 12, a Rog gli mettiamo il 40, ce lo vedo, e Alessandro Sabino Russo il 46, palese, palesissimo. Sì, io vorrei andarmi a giocare, qualora vi fosse possibile, la prima giornata di campionato, visto che è il derby e devo vincerlo. Non partiamo certamente con i favori del pronostico, perché giocheremo contro la Roma, ma noi abbiamo comunque le nostre armi a disposizione, che non sono male, non sono male. Comunque stavo dicendo, alcuni, tra cui Pietro per esempio, mi ha consigliato di fare la carriera in live. Voi che dite? Potrebbe essere un'idea? Fatemelo sapere perché sono molto curioso. Allora, assolutamente solo per la prossima partita giochiamo in difensiva e aumentiamo i compiti difensivi. Allora, Petagna perché non c'è? Petagna non c'è perché non l'ho registrato. Bene, Shomurodov non è registrato. E io praticamente sto pagando botte e stipendi a cazzo. Paoletti, per forza di cose. Azzidiagos. Guarda, dov'è? Giusto per fatte contento. Azzi lo leviamo. Gaetano lo leviamo. Mi sa che ho fatto una grande cazzata, sapete? Ma proprio grande. Rimuovi, rimuovi Gaetano. Vabbè, facciamo così. Allora, filtra. Nascondi i giocatori indisponibili. Oh, togliamo. Però Gaetano me lo fa usare. Oristagno ce lo teniamo. Petagna abbiamo detto che si toglie. Azzi si toglie. Oh, mettiamo i Drissi e ci rimette Azzi. Ma a me sta più per culo. È un po' buggato questo gioco. Allora, pensiamo alla formazione titolare intanto. Valeri purtroppo
Non sa da fare. Ma cosa cazzo è successo a football? Facciamo così, allora. Salviamo. Chiudiamo e riapriamo. Magari si risolve. Torno subito, ragazzi. Rieccoci qua, rieccoci qua. Andiamo a riprendere la partita. Sperando che ci faccia giocare adesso. Abbiamo detto solo per questa partita. Aumentiamo anche i compiti difensivi. Ah, perché io stavo aumentando i compiti difensivi. È per quello. Ma cazzo, non è che si era buggato il gioco. Sono io che so coglione. Abbiamo risolto l'arcano. Perfetto. Allora, mettiamo i drissi qua. Lovumbo a destra mi può giocare. A sinistra ci mettiamo Miaila. Rischioso, un po' rischioso, però va bene. E poi Oristanio. Mettiamo tutti questi qui. Che dubito possano mai essere d'aiuto, però. Il problema è che non ci abbiamo il ricambio di Pavoletti, sapete? Allora, dobbiamo stare normali. Passaggi corti, ritmo normale. Dobbiamo portare il pallone in area. Cross spioventi. Qua lascerei. Magari cerchiamo i calci piazzati. In transizione, più che altro passa dal fulcro di gioco. Quando si perde il possesso bisogna ritornare. E portiere in possesso, vabbè, niente. Non in possesso, difesa si bassa. Impediamo i passaggi corti del portiere. Contrastiamo i cross. Linea della difesa, state abbastanza bassi. Dobbiamo cercare di essere un po' soporiferi. Giochiamo imprudente. Poi a Miaila. Miaila. Persona istruzioni. Ok. Lo mettiamo che va anche avanti appena possibile. E lui ce lo vedo che taglia dentro con il pallone e tira. Poi se deve indirizzare i cross, ovviamente sul fulcro di gioco, che deve essere Pavoletti, per ovvi motivi. Luvumbo, personalizzate, istruzioni, vai avanti appena possibile. Lui deve allargare il gioco, non deve tagliare dentro, tira di meno, corri un po' più di rischi perché lui se lo può permettere. Tra l'altro fai una marcatura stretta e fai contrasti più duri. Sinceramente mi sentirei di mettere questa opzione anche a Miaila, di fare contrasti più duri e una marcatura stretta. Perfetto. Sulla fase difensiva io sinceramente non mi sentirei di toccare nulla. Sto registrando, sì, sto registrando. E confermiamo. Gaetano non può essere schierato. E non lo leviamo. Semplice. Lo so. Capita, purtroppo capita. La Roma si presenta con Rui Patricio, Christensen, Mancini, Indica, Angeligno, Bove, Cristante, Renato Sanchez, Aouar, El Shaarawy, Lukaku. Manca Dybala, ragazzi. Che è infortunato. È infortunato Dybala. Allora, qua ci penso io. Oh, Lukaku lo portiamo sul destro, contrasti duri e marcatura stretta. El Shaarawy lo portiamo sul piede più debole. Idem per Renato Sanchez. Contrasti normali. Normali. Aouar pressing sempre e contrasti duri. Cristante contrasti normali e contrasti normali. E i terzini li portiamo a giocare sul piede
più debole. E sinceramente, visto il Patrizio, perché no? Perché no? Allora, la pressione effettivamente è tutta su di loro. Andate, andate. Dai, dai ragazzi. Cerchiamo di fare una buona impressione. Cerchiamo di portarci a casa questa partita. Attenzione, Roma in avanti. Bravo Prati, peccato che l'hai regalata di nuovo però. Attenzione, cross in mezzo. Brutto, 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 mamma mia. Chi è che ha fatto il portiere aggiunto? Non so chi sia stato, ma tanto di cappello. Tanto Angeligno tenta il tiro, ma la palla va decisamente fuori. Partita un po' mi sembra compassata, eh. No, 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 ragazzi, no, ragazzi, no, ragazzi, no, ragazzi. Sveglia, ragazzi. Chi è che gli ha regalato il pallone così? Zappa, Prati, chi era? Azidiakos. Male, male, male. Svegliatevi. Per carità, ci sta. Ma no, 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 no. Ok, ho capito. Allora, lasciamo la mentalità prudente, ma i passaggi corti no. Non... passaggi più diretti, portiamo il pallone in area e facciamo così. No, cerchiamo l'imbucata a sinistra e la sovrapposizione a destra. Però passaggi corti no. Passaggi corti no, perché ne stiamo sbagliando veramente tanti. Però attenzione, Lumbo ruba pallone, subito, subito. Andiamo a pareggiarla. Mihaila, Mihaila. Da solo. Da Pau. Lumbo de testa. Mo mi sembra un po' too much, Lumbo de testa, eh. Non mi sta piacendo questo primo tempo. È pur vero che ho messo la mentalità prudente, eh. Quindi, no, non abbiamo sbagliato niente, no. Sì, diciamo così, dai. Magari aumentiamo equilibrata la mentalità. Nessuna pressione alla squadra. Ci sta a uscire dall'Olimpico con 0 punti. Però cerchiamo di portarla a casa, eh. Qua non si muove poi. Non succede assolutamente niente. No, comunica. Facciamo un po' di sostituzioni. Prati è in ansia. Là davanti più o meno stanno giocando benino. Quello che è Augello lo cambiamo, mettiamo Obert e Yankto. Mettiamo Yankto al posto di Lumumbo
che sebbene sia motivato, però è quello che ha una valutazione un po' minore. Il problema è la punta. Il problema è la punta. Sapete che vi dico? Io tento il tutto per tutto, io metto Viola come prima punta. Così. Rivisito Viola. Però ancora non si muove nulla. Proviamo ad essere un po' più offensivi per gli ultimi minuti. Il Shaarawy avanza, palla al piede. Dribbling ubriacante. Scuffedde via in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Roma. Spizzata via. Attenzione. Bravi, bravi, bravi. Proviamo ad andarla a pareggiare. Oh, comunica. Domanda di più. Gli ultimi cambi, gli ultimi cambi. Ma chi metto? Allora, c'è Prati che è stanchissimo, mettiamo sulle mana. Macumbu è stanchissimo, mettiamo Nandez. Avanziamo tutti e due. E sulle mana lo mettiamo a fare il regista. No, regista mobile di supporto. Nandez da carrigliero non mi ha soddisfatto, quindi lo mettiamo a fare il centrocampista di quantità. Per dare un po' più di sostanza al centrocampo. Proviamo. Ma è sempre la Roma in attacco. Quasi rischiamo di fare autogol. Proviamo a fare sto furto. Proviamoci, ragazzi. Proviamoci. Tra l'altro la Roma fraseggia anche abbastanza bene. Uh, Temo che la prima partita di campionato possa terminare così. Eh già, finisce così 1-0. Ci sta, sotto l'aspetto offensivo alla fine non abbiamo nemmeno fatto una cosa malvagia, perché comunque 11 tiri, 7 in porta, loro 20 tiri, 8 in porta. Diciamo che ci è andata pure, tra virgolette, bene. E... Sì, dai. Cerchiamo di comunque rasserenare, ok, un po' l'ambiente. Ci sta a perdere contro la Roma, alla fine abbiamo perso solo 1-0. Avrei graduto, avrei gradito la vittoria, ma purtroppo non si può vincere sempre. E niente ragazzi, il primo video finisce qui, cioè il primo video, questo secondo episodio finisce qui. Fatemi sapere qualsiasi cosa qua sotto nei commenti, se volete che questa diventi una serie effettiva, se la volete in live, se la volete invece sotto formato di video. Fatemi sapere veramente di tutto, qualsiasi cosa qua sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se la webcam va bene lì oppure la preferite di nuovo qui, non lo so, ditemelo voi. E detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Bella!